Sardegna protagonista alla seconda edizione dell'Ironman 70.3 che si è svolto domenica presso il Fort Village, le strade e le coste del sud Sardegna. Se a tagliare per primo il traguardo con il tempo di 4 ore 18 minuti 19 secondi è stato lo svizzero Benjamin Welshi, a sancire il successo della manifestazione è stato anche il secondo posto assoluto con il tempo di 4 ore 25 minuti 19 secondi di Omar Gessa, atleta sardo di Pula, reduce da ottimi risultati alle World Series e all'Xterra Sardegna. Alle sue spalle il belga Lars Anders che ha chiuso la gara in 4 ore 30 minuti e 34 secondi. È calato così il sipario con un grande successo sulla gara internazionale di triathlon che ha visto ai nastri di partenza circa 1000 atleti che si sono misurati nelle tre discipline in una bellissima giornata di fine ottobre con una temperatura pressoché estiva dell'acqua di 23 gradi e dell'aria di 21. Dopo la frazione di 1,9 km di nuoto nello specchio d'acqua davanti al Fort Village, gli atleti hanno affrontato la frazione in bici di 90 km, passando attraverso i comuni di Domus de Maria, Tiulada e Sant'Anarresi, per poi scoprire il percorso mozzafiato che si sviluppa in una delle strade panoramiche più suggestive della Sardegna, la strada provinciale 71, e concludere con i 21 km di corsa lungo la costa di Santa Margherita di Pula fino alla torre saracena di Caladostia. Tutto straniero invece il podio femminile, con la tedesca Caroline Meyer che conquista la prima posizione in 4 ore 51 minuti e 36 secondi davanti alla svizzera Carolina Riff e all'olandese Rosalind Vezziga. La seconda edizione dell'Ironman 70.3 Sardegna, unica gara con il marchio Ironman nell'isola, ha richiamato atleti provenienti da circa 50 nazioni. Un evento la cui riuscita è stata possibile anche al prezioso supporto della regione Sardegna, delle istituzioni, delle forze dell'ordine e all'impegno profuso di numerosi volontari.